In molti nel pomeriggio alla pista di pattinaggio del Parco Bissuala di Mestre hanno voluto prendere parte alla cerimonia laica in onore di Federico Lugato, il 39enne originario di Trivignano ma residente a Milano che lo scorso 26 agosto è scomparso in Val Zoldana nel Bellunese ed è stato ritrovato dopo 18 giorni di intense ricerche senza vita. La moglie Elena Pancera non si è arresa fino all'ultimo, ha sempre sperato di ritrovare il suo amato Federico, l'uomo con cui, come ha scritto per ricordarlo, ha condiviso un grande amore, un amore che non si spegnerà mai. Abbiamo letteralmente spostato le montagne per trovarlo e lo abbiamo trovato. Quindi ora gli tocca la commemorazione in pompa magna. Del resto glielo avevo detto già a gennaio per il suo 39esimo compleanno che abbiamo festeggiato tristemente rinchiusi via Zoom. L'anno prossimo, per i tuoi 40 anni, facciamo una festa epica e quindi oggi stiamo solo anticipando di qualche mese quella festa lì, dai. Per Federico nel corso della commemorazione musica classica e poesie. In mattinata presso il cimitero di Trivignano si è svolta invece una benedizione cui hanno preso parte i familiari. Nel pomeriggio la commemorazione al Parco Bissuola. Questa commemorazione è stata chiesta a gran voce. Tutti quelli che lo hanno amato volevano esserci. Ora che Federico manca è sorprendente come siano tanti i ricordi di lui con lui. Dal giorno della scomparsa in circa 900 persone, tra soccorsi ufficiali e volontari, si sono impegnati nelle ricerche, senza contare gli appelli sul web di chi seguiva accuratamente la vicenda.